canta piano per chi la vuol sentir, si sente appena. In fondo al mare canta una sirena. Che ha perso il vento, perso alla sua vela, e chi la sta aspettando l'aspetta ancora. In mezzo al mare va una barca scura. In fondo al mare, in fondo al mar profondo, ci lascio il canto mio che non consola per chi è partito e si è perduto al mondo. In fondo al mare, in fondo al mar profondo.
Ah, eccoci qua. Buongiorno. Paolo Fresu. Rita Marcotulli. E allora, Paolo mi dice, presentalo tu.
perché in realtà è un amico con cui abbiamo anche collaborato, che è Pino Daniele. Abbiamo detto perché non facciamo quando? E allora adesso proviamo a fare quando.
Visto che siamo al mare, facciamo un pezzo brasiliano.
Grazie, questo era Antonio Scarlo Jobim, O che Tigna de Ser, e proseguiamo con una medley con due brani. Il primo ha a che fare con la Sardegna, guarda caso. Si chiama Egua, e voi direte non c'è una U, sì ce n'è una però non è alla fine, quindi sembrerebbe non essere sardo. Di fatto è un brano che io ho scritto molti anni fa da un testo di Sergio Azzeni, perché chi ha letto Passavamo sulla terra leggeri sa che dentro quella incredibile poesia epica di Sergio c'erano tante parole inventate che però, come tutte le cose, non si inventano, sono un po' un pensiero intorno a qualcosa, Iscali, Tiscali, Magomadas, eccetera, eccetera. Sono i toponimi dei luoghi, sono i nomi delle persone che facevano parte di quel racconto. Egua è uno di questi, ed è un piccolo brano che suona Rita da sola e che in genere suoniamo anche con Jacques Morellenbaum, con il quale abbiamo fatto un piccolo tour il mese scorso. Dopo Berchida il mondo sembra dividersi tra un medioevo lontanissimo e ora invece parliamo in realtà di 15 giorni fa. E poi in realtà suoniamo un brano che probabilmente riconoscerete perché è un po' nel nostro sentire, nella nostra immaginazione, perché è un brano del 1200 tratto dal Laudario di Cortona, che è un libro di laudi francescane che è stato scritto nel 1200 e che qualcuno è riuscito a trascrivere. Questo libro è stato trovato appunto nella chiesa di Cortona, da cui proviene il titolo, e il brano che suoniamo, che è completamente diverso ovviamente rispetto a quello originario, si chiama Laude Novella, ed è una laude che molto semplice, che sicuramente conoscete perché in qualche modo appartiene un po' a tutti noi, e quindi ve la suoniamo volentieri in questo splendido luogo. Quindi Egua e Laude Novella.
dedicato al tuo però. Come si chiama il tuo? I nostri occhi. I nostri pensieri. Eppure quello è un film? No, Sì. anche quello. Allora, eccoci qua. Ops. Allora, i prossimi brani sono due composizioni. La prima è la mia, la seconda è di Paolo, entrambi scritte per musiche da film. Il primo si intitola Nanà. Almeno nei film, quelli che scrivo per i miei film non li vede mai nessuno. Lui dice che i suoi film non li vede mai nessuno, ma non è vero, mente. Mente sapendo di mentine. No, dunque il mio primo brano si intitola Nanà, ma in realtà è ho rimusicato un film del 1923 di Renoir, un film muto, appunto Nanà, e invece quello di Paolo si intitola I nostri occhi. A me piaceva, siccome più o meno la stessa tonalità, uno è maggiore e l'altro è minore, ho detto perché non lo mettiamo insieme? Così. Io il mio non volevo suonarlo. Lui non voleva suonarlo, ma a me piaceva molto. Ho detto no, ti prego, ti prego, ti prego. Perché sappiate che è di una tristezza infinita. Perché Vabbè, ma la con i malinconia tempi ci che corrono, sta, insomma, dai. che proprio contribuiamo proprio a... Vabbè, dai, va bene, dai. È Quello vero di che Rita siamo al invece mare. è maggiore in tempo. È maggiore, è però anche maggiore. quello è un po' malinconico, Sì, romantico. però ma un po' perlomeno c'ha gli malinconico. accordi maggiori. Sì, quindi, insomma, vabbè. maggiori un po'. Ci proviamo.
Eccoci, allora presento. Il primo allora è un omaggio a un grandissimo contrabbassista che noi amiamo, che si chiama Charlie Eden, e il brano si intitola Nightfall, e il secondo è una specie di Lady Madonna, diciamo così, dei Beatles. Ok.
Allora mi tocca fare i ringraziamenti di rito, però se siete così bravi da farmeli fare, come abbiamo fatto tutti i giorni, in questi 10 giorni, poi chiedo a Rita se suoniamo l'ultimissimo. Va bene? Allora, intanto grazie a San Teodoro. Ringraziamo la sindaca dottoressa Rita De Redda e l'amministrazione comunale, la vice sindaca Luciana Cossu, l'assessorato al turismo, degli eventi e cultura, Enrico Lecca, che è il presidente della Peschiera, il corpo forestale della polizia municipale, il corpo della polizia municipale, il corpo forestale è altra roba, il prefetto di Sassari Paola Dessì, il questore di Sassari dottor Claudio Sanfilippo, la direttrice della centrale 188 dottoressa Paola Poddighe, l'intervosta Aldegna Orlus e CMA Berchida. E poi la parte logistica. Sappiate che in questi 10 giorni abbiamo detto dei nomi che non c'erano mai, ci prendevamo in giro con i nostri tecnici che mi facevano gli scherzi, inventavamo Giovanni Mangiasindria, Giuseppe Animamea, delle cose, tutti applaudivano enormemente, non esistevano, erano nomi finti di gente che inventavamo di giorno in giorno per prenderci in giro, ma quelli di oggi ci sono: Silvia Cicarello, Ludovica Cappai, Antonio Meloni, Andrea Cabras, Giorgia Fara, Franca Maran, Luca Pacchiele, Marcella Savattini, Mattia Zinicola, Cecilia Di Piero, Tecla Fumani, Len Silalai, Oscar Sciusti, Alessandro Lenzi, David Campioni, Gabriele Sceriffi e Joshua Kenza. Poi la squadra tecnica: Cristian Buccioli, Fabrizio Dall'Oca, Elena Novi, Gerardo Gouveia Villaroel, Gianni Melise e Francesco Mocci, i driver di oggi, Matteo Ferreri e Gabriele Lugli, il tour assistance che è Matteo Zanlorenzi, lo shop esterno di Valentina Zucca, Ilaria Erminio, scusate, Francesca Cogotti, Chiara Elia, Anna Spiri, Adelio Usai e Irene Melis, il catering di Enrica Brianda e Bianca Kenza, il responsabile della sicurezza che è Maurizio Paluma. E poi negli infiniti ringraziamenti di ieri sera sul palco durante il concerto di Umusangare ho dimenticato, o meglio non c'erano, perché quando si fa un ringraziamento così caloreggiato, insomma, mancavano due figure per me molto importanti. Una è Dino Rubino, che è qua davanti, che è stato nostro ospite al festival e nonostante sia l'artista che è, gli piace condividere la musica. E l'altro mio figlio Andrea, perché è l'unico che ha avuto il coraggio di seguirmi in tutte queste giornate imperterrito. Grazie Andrea, grazie di cuore. Rita Marco Tulli, e al prossimo Time in Jazz, grazie.